Casanova, opera pop, tratto dal romanzo di Matteo Strucul, Casanova, la sonata dei cuori infranti. Venezia, 1755. Giacomo Casanova è appena tornato da un lungo esilio, ma ancora non sa quale destino lo attende. Avventure, intrighi, seduzione e amore. Questa affascinante storia è raccontata in esclusiva per Intesa San Paolo On Air da Red Canzian. In questa puntata voglio raccontarvi di due figure chiave all'interno di questa storia. Una è la contessa Margaret von Steinberg, austriaca, venuta a Venezia per tramare qualcosa alle spalle della Serenissima. L'altro è l'inquisitore Pietro Garzoni. Due figure assetate di potere, quel potere che corrompe l'anima, entrambi preoccupati del ritorno di Giacomo Casanova a Venezia, in quanto lo sanno che Giacomo è un uomo scaltro e potrebbe mandare a monte tutti i loro piani, scoprire il loro intrigo politico. Ma quale sia questo intrigo politico lo scopriremo più avanti. In realtà, cominciando dall'inquisitore, lo vediamo che parla al quadro del doge Loredan, dicendo che un giorno sarà lui a governare questa città e gode del fatto che il doge Loredan sia molto malato e forse tra non molto morirà. In questa situazione, dove il doge vive del suo ego assoluto, arriva Zago, quello che fa il lavoro sporco per l'inquisitore, un ex macellaio che alla guida di una squadra di ombre commette i più efferati delitti, chiaramente di nascosto, ed è proprio Zago ad informare l'inquisitore del ritorno a Venezia di Casanova. Lo aveva visto alla cantina ai Domori e questa cosa preoccupa non poco l'inquisitore, perché sa che Casanova è un uomo scaltro e potrebbe realmente accorgersi di quello che stanno tramando lui e la contessa von Steinberg. Arriverà il giorno in cui sarò la notte che ti oscurerà. Io l'inquisitore guiderò le sorti di questa città. E ordina al suo fedele Zago di mettersi alle calcagna di Giacomo Casanova. Deve scoprire dove va, cosa fa e chi incontra. Voglio sapere chi vede, chi cerca e perché. Altro personaggio protagonista di questo intrigo è la contessa Margaret von Steinberg, che ha mandato la sua cameriera Gretchen a cercare Casanova. Gretchen accompagnerà Casanova a palazzo e la contessa proporrà un patto, una scommessa a Giacomo Casanova del tutto improbabile. Guten Abend, mein Herr, siate il benvenuto qui, non vi faccio attendere. Amo l'eleganza. E propone a Giacomo Casanova una scommessa. In realtà vuole metterlo nei guai. Dice così: se riuscirete a far innamorare la giovane Francesca Erizzo, io vi aprirò le porte della mia stanza e quella notte vi farò impazzire. Siate per Francesca quel ladro d'innocenza che la dovrà fare impazzire. E come ricompensa io vi aprirò la stanza e quella notte vi farò morire. In realtà vuole mettere nei guai Casanova perché Francesca Erizzo è già fidanzata e quindi, importunandola, avrebbe potuto rischiare quantomeno quello che poi succederà, di essere sfidato a duello dal fidanzato di Francesca. Casanova, che non è ancora il Casanova innamorato che troveremo più avanti, ma il libertino impenitente che ci hanno sempre raccontato, sicuro di sé, dice:
avrò lei per avere anche voi. Rifiutare giammai avrò lei e ne avrò per avere anche voi. Casanova sa dove incontrare la giovane Francesca Erizzo per poterla corteggiare. Ci sarà una festa a Palazzo Contarini organizzata da una sua cara amica dove lui andrà e dove sa di poter incontrare la fanciulla da conquistare. Ma questa è la storia che vi racconterò nella prossima puntata.